Buongiorno a tutti e eccoci ritrovati per questa partita, ormai la terza della giornata, che vale il terzo posto per la categoria dell'Under 12. Durante l'incontro si sfideranno appunto il Civitavecchia e i Blue Dogs Montorio. Andiamo velocemente a leggere i roster delle due squadre mentre intanto il match è in corso e vede in questo momento Montorio in possesso del disco per andare in zona offensiva. Intanto per gli Snipers Civitavecchia, Zhao Elin, numero 6, Ranzi Matteo, numero 10, Mecconi Chiara, numero 11, Serafino Dario, numero 13, Serafino Valerio, numero 21, Carusi Sebastian, numero 65, De Meo Simone, numero 77, il capitano, Ranzi Andrea, numero 89, in porta con numero 51 Carusi Elice Futura, numero 74 secondo portiere Lucignani Flavio. Mentre per i Blue Dogs Montorio con numero 2 Mattielli Ettore, numero 11 Albrigi Tommaso, numero 14 Passigato Cesare, numero 15 Lembo Luscari Mattia, numero 21 Leonardi Lorenzo, numero 25 Cappelletti Alessio, numero 25 Cappelletti Alessio, scusate, numero 27 Apetrei Miruna, numero 32 Spiller Enrico, numero 33 Passigato Pietro, numero 35 Fasoli Francesco, 36 Capitano Cocchio Jacopo, numero 45 Pavan Cristian, in porta con numero 37 Spada Leonardo, secondo portiere numero 79 Mattielli Leonardo. Intanto porta il disco il Blue Dogs Montorio con Capitan Cocchio e prova intanto Pavan nella conclusione. Viene recuperato il disco dal numero 35 Fasoli, che cede al capitano, che prova il tiro dalla distanza, che viene parato però dal portiere di Civitavecchia Carusi Alice. Intanto si prosegue con il possesso del disco del numero 77 Capitan De Meo, che porta il disco e cerca di andare alla conclusione. Intanto Cocchio, che non molla un centimetro, riprende il disco e prova a portare i compagni in zona offensiva. Cocchio di nuovo in angolo, Fasoli contrasto in balaustra, disco recuperato da Capitan Cocchio, che alza la testa giustamente e cerca di trovare qualche compagno libero per una possibile conclusione. Intanto Pavan prova il passaggio in mezzo, però non è indirizzato verso nessuno dei compagni. E intanto riprende il disco Civitavecchia, lo fa con il numero 10 Ranzi Matteo, che però non riesce a mantenerne il possesso, quindi il Montorio che gestisce il pack dietro la porta con il numero 32 Spiller Enrico. Capitan Cocchio chiama il disco. Intanto prova il passaggio in mezzo per Pavan, che però non riesce ad agganciare, quindi Civitavecchia prende il possesso e prova la conclusione, che però viene parata da Spada, e quindi si prosegue con il possesso del disco di Civitavecchia con Zhao Elin. Intanto sempre Fasoli, già autore di moltissime reti nella giornata di ieri, e anche votato come MVP del match per la squadra di Montorio. Intanto Civitavecchia possesso del disco, che prova la conclusione. Ranzi Matteo dalla lunga distanza, che però viene bloccato senza troppi problemi da Spada Leonardo. Si proseguirà quindi con un ingaggio in zona difensiva di Montorio,
Vediamo adesso le squadre intanto che approfittano della pausa per fare i dovuti cambi. In questo momento ecco, mancava un uomo, adesso è arrivato il Capitan Cocchio per il Montorio. Qualche indicazione da parte dell'arbitro. Intanto all'ingaggio per Civitavecchia Leonardi, no scusate, Serafino Valerio, che anche lui ieri è stato votato come miglior giocatore della partita, che è valsa diciamo il posizionamento per questo match. Ricordiamo lui giocatore veramente giovanissimo, classe 2017, che si è caratterizzato per una grinta veramente fuori dal comune. Porta il disco intanto Fasoli, che prova il tiro, che però va fuori dallo specchio della porta e colpisce la rete esterna dei pali. Mantiene intanto il disco il Montorio, che si rifugia dietro la propria porta, e arrivano indicazioni dalla panchina di Montorio. Intanto sempre Serafino Valerio, pericolosissimo, con un buon pressing. Infatti Civitavecchia da quel pressing riesce a recuperare il disco e andare alla conclusione, e lo fa con il numero 77 Demeo Simone, che però non riesce a centrare lo specchio della porta. E intanto sempre Capitan Demeo, portatore del disco, prova con qualche dribbling a liberarsi degli uomini di Montorio, a provare un rovescio che però viene bloccato da Spada. E intanto abbiamo la prima penalità del match per Capitan Cocchio di Ludox Montorio. 2 minuti per colpo di bastone, quindi si continua sempre con un ingaggio in difesa per il Montorio, che ovviamente resterà con 3 uomini in campo per i prossimi minuti. E quindi prova a liberare il Montorio dopo l'ingaggio. Intanto gestisce il disco Capitan Demeo, scusate, un piccolo dubbio. Intanto prova il tiro il numero 10 Ranzi Matteo dalla distanza. Ranzi, Demeo che prova ancora la conclusione personale, una deviazione davanti la porta del compagno Serafino Dario, che non riesce a indirizzare il disco verso la rete. Intanto mischia, non si capisce dov'è il disco
in questo momento lo recupera Civitavecchia e prova la conclusione con Capitan De Meo, che però anche questa volta non riesce a centrare lo specchio della porta. Sicuramente delle buone qualità Capitan De Meo, soprattutto il controllo del disco, il pattinaggio, il tiro forse è da aggiustare un pochettino in questo frangente se vuole provare a fare male. E intanto Civitavecchia gestisce il disco, recupera Montorio che libera in fondo e quindi il disco distante nella zona più pericolosa davanti alla porta. Sempre De Meo, qualche dribbling di troppo ma riesce a mantenere il disco nonostante la caduta. Forse sarebbe meglio provare a passare questo disco per provare a impensierire gli avversari, invece decide di fare tutto da solo e quindi riparte il Montorio e prova il tiro dalla distanza. Recupera il disco intanto Fasoli in angolo, è rientrato intanto il Capitan Cocchio che ha l'occasione adesso per provare la rete per Montorio, che però viene bloccato, sventata l'occasione dal portiere di Civitavecchia, Carusi Alice. Intanto sempre Fasoli, numero 11 intanto Spiller, numero 32 controlla il disco. Riparte ora Capitan Cocchio dalla propria zona di porta, viene contrastato da De Meo che esce vittorioso con il disco. Un ottimo dribbling qua, un controllo che gli permette di saltare Fasoli e provare ad andare al tiro sempre dalla distanza. Intanto si lotta in balaustra con Spiller e Zou. Capitan Cocchio recupera il disco intanto e prova ad aiutare i compagni portando il disco in zona offensiva, che però non viene adeguatamente supportato e quindi trova un muro difensivo del Civitavecchia. E quindi De Meo recupera di nuovo il disco, dribbling dietro la porta intanto per smarcarsi da Fasoli, fa un super numero e riesce a saltare appunto il numero 35 Fasoli, continua a controllare il disco, forse però dovrebbe farsi aiutare dai compagni cedendo anche loro il disco per poter provare ad avere una vera occasione. Forse il più grande limite in questo momento per Civitavecchia, si sta affidando troppo alle capacità di questo giocatore che sono innegabilmente alte, che però non riesce a sfruttare il potenziale di tutta la squadra. Intanto abbiamo time out intanto per Civitavecchia.
e quindi si riprende con un ingaggio. Prende il disco Capitan De Meo e prova la conclusione, che però viene bloccato dal numero 11 di Montorio. E quindi abbiamo un altro fallo in balaustra del Capitan Cocchio, che va verso la panca puniti per sgambetto, e quindi sarà un'altra occasione qui per Civitavecchia, che potrà sfruttare nei prossimi 2 minuti il vantaggio numerico per provare a insaccare la rete e portarsi in vantaggio in questo match. E intanto Valerio Serafino all'ingaggio contro Pavan di Montorio. Bravo Valerio, ce la mette tutta, bravissimo. Vediamo intanto Spiller riesce a sbloccare la situazione, a prendersi il disco, a liberare e quasi a colpirci in testa, però vabbè, siamo salvi. Intanto De Meo controlla il disco. De Meo gestisce, prova il dribbling, forse un po' rischioso. Intanto Montorio con Spiller riesce a liberare, quindi disco di nuovo per Capitan De Meo. Gestisce, forse vuole provare la finta, intanto provare due uomini. Adesso ha provato il passaggio, ma probabilmente non gli è venuto abbastanza bene per poterlo sfruttare dal compagno. Intanto prova il tiro da distante, sempre De Meo. Disco recuperato da Civitavecchia, scusatemi, però ancora nella partita precedente per certi versi. De Meo prova il dribbling questa volta, però non riesce. Intanto approfitta Fasoli, che prova un pallonetto per l'ultimo difensore, che però non riesce, quindi disco recuperato da Civitavecchia, che prova il passaggio in mezzo per Valerio Serafino, e intanto riparte Spiller di Montorio, che però viene bloccato sempre da De Meo. Fasoli prova a riprendersi il disco, mentre Civitavecchia, eccoci pronti, 1, 2, 3 scambi, ottima possibilità per Valerio Serafino, che non riesce a fare un tiro che possa impensierare veramente il portiere, però comunque ottima azione qui, forse la prima di squadra per Civitavecchia, che ha avuto le indicazioni da coach Gavazzi durante il time out chiamato qualche minuto fa. E intanto disco liberato da Montorio e quindi in possesso di Civitavecchia. Qua un po' una sbavatura alla fine del primo tempo, che però non ha portato a niente di concrete, quindi prima pausa per questo incontro, che è ancora su uno 0-0, quindi mi prendo anche io una pausa di questi 5 minuti per ricaricarmi e tornare il prossimo tempo più carico che mai.
E intanto arriva la sirena che richiama i giocatori per questo secondo tempo di questo match, che vale la medaglia di bronzo per il campionato degli Under 12 tra Civitavecchia e Montorio. Intanto qui con me si è aggiunto anche Filippo Ferretti, che ci ha fatto compagnia nella giornata di ieri. Beh, comunque questo terzo quarto di finale è molto combattuto da entrambe le squadre. Per me, a mio parere, vince il Civitavecchia, anche perché ha 2 o 3 elementi in più che possono fare la differenza. Sì, sicuramente ha delle buone qualità, però non vengono sfruttate secondo me in questo momento, in quanto Capitan De Meo probabilmente dotato di ottime mani e quindi un controllo del disco, un pattinaggio non da poco, forse non riesce a passare il disco quanto potrebbe o dovrebbe, per quanto mi riguarda. Però stiamo a vedere se coach Gavazzi è riuscita a cambiare un po' il mindset anche di questo giocatore e a farlo giocare un po' più di squadra in questo secondo tempo. Intanto il nostro Valerio Serafino, numero 21, chiama il disco che però viene, che adesso gli arriva e prova intanto il passaggio per il compagno in alto davanti al portiere di Montorio, numero 13, Serafino Dario, probabilmente il fratello anche. Intanto si lotta in angolo con Pavan, il Montorio è caduto un po' forse malamente, si era preso una bella botta. Intanto riparte Civitavecchia con numero 10. Disco di nuovo preso da Capitan Cocchio, che prova a impostare un'azione offensiva e poi fa un passaggio al centro dove si trova Pavan, che non riesce però ad agganciare. Intanto riprova anche Fasoli, tiro dal lato che si ferma, viene parato e il disco si ferma sopra la porta, quindi si ripartirà quindi con l'ingaggio in zona difensiva. E intanto sempre De Meo prova a portare avanti il disco, c'è il compagno libero che però non riceve il disco. Intanto Capitan De Meo si è attirato praticamente adesso uno, ma poco prima erano 2 se non addirittura 3 giocatori di Montorio. Questo vuol dire che tutti i compagni di Civitavecchia sono liberi e quindi pronti per ricevere il disco. Invece ancora una volta non viene, diciamo, passato questo disco ai compagni e quindi intanto si riprova. Capitan Cocchio di Montorio prova a ripartire, a provare il tiro dall'esterno che non c'entra lo specchio della porta. Riprende il disco numero 77 di Civitavecchia, De Meo, che ha una occasione che però non riesce a sfruttare. Tanto chiama il disco il numero 6 di Civitavecchia, estremo, ultimo difensore. Quindi disco lungo, passaggio di prima in mezzo per Capitan De Meo, forse leggermente in ritardo, che prova a farsi largo tra i vari difensori di Montorio e prova la conclusione personale. Intanto Zou gestisce il disco ma viene attaccata subito dai giocatori di Montorio. Ne esce quindi Serafino, che però non riesce ad arrivare in porta e a concludere con un tiro che possa effettivamente impensierire il portiere.
E intanto continua il capitano, intanto c'è stata una penalità di Montorio che non avevo visto, di Capitan Cocchio, che però riceve la terza penalità dell'incontro e quindi sarà costretto a scontare 10 minuti in penalità puniti e quindi andrà a fargli compagnia in panca un altro compagno di squadra per i prossimi 2 minuti di gioco. Per me penalità che potrebbe anche decretare il vincitore, il vincitore di una delle due squadre, anche perché siamo a 11 minuti e 18 secondi dalla fine del secondo tempo e siccome questo giocatore, questo ragazzo ha fatto 3 falli, è andato in panca puniti a scontare 10 minuti. Quindi quando rientra, entra praticamente a un minuto abbondante. Intanto qui con noi ci è raggiunto Leonardo Masiero che come solito ci darà una prima impressione intanto di questa situazione in cui è capitato Montorio con 3 uomini in campo e il capitano in panca puniti per i prossimi 10 minuti e quindi per praticamente tutto il resto dell'incontro. Secondo me il Civitavecchia sta giocando bene, ha fatto molti più tiri rispetto al Montorio. Non ho visto il fallo, non ho visto cosa è successo, quindi non lo so. Cosa dici di questa tripla penalità del capitano? È rischioso per il Montorio non avere il capitano nei prossimi 10 minuti? È rischioso, secondo me doveva stare più attento, tipo essere meno duro, giocare lo stesso bene, facendo i contrasti, però essendo un po' meno duro, essendo che gli danno fallo. Esatto, e Leo, infatti è stato un po' quello forse lo sbaglio, ma forse anche un po' complice la stanchezza. Se non vado errato, il capitano Cocchi è uscito molto poco negli scorsi minuti di gioco e dopo 3 giorni di partite la stanchezza inizia a farsi sentire per tutti. Intanto ingaggio vinto da Civitavecchia e prende il disco intanto Serafino De Meo. Scusate, numero 10 è Ranzi Matteo, non Serafino, che è numero 13. Intanto De Meo prova la conclusione personale che però viene parata. Disco recuperato da Fasoli che può ripartire in contropiede, punta l'uomo che però non gli permette di passare. Intanto disco recuperato sempre da Civitavecchia con Ranzi, no, questa volta Serafino invece, numero 13, che prova la conclusione che però viene parata dal portiere di Montorio. Bravo il portiere del Montorio anche a rimanere nel focus di questa partita, anche perché sono in 3 contro 4, quindi non è mica facile stare in gioco. Ben detto Filippo. Intanto si riparte con un ingaggio che viene vinto da Montorio, che porta sul disco con Pavan che prova il tiro e subisce un po' l'intervento, che però è risultato giudicato irregolare da parte degli arbitri. Intanto disco De Meo prova il tiro sopra lo specchio della porta. Un rimbalzo, 2 rimbalzi intanto che vengono sicuramente sfruttati da Civitavecchia per impensierire il portiere Spada. Intanto Fasoli recupera il disco e libera un disco che viene sporcato in realtà dal portiere, che rischia un pochettino forse a far entrare comunque il disco in porta.
Intanto occasionissima per Pavan, che dà dietro il disco al numero 32 che si rifugia dietro la porta. E intanto De Meo di nuovo con il disco sulla stecca. Prova un dribbling dei suoi, ne prova un altro. Passaggio indietro per Ranzi. E tiro di Serafino che viene parato da Leonardo Spada, estremo difensore di Montorio. Intanto a 9 minuti e 22 rimaniamo sullo 0-0 e mancano 4 secondi al rientro del quarto giocatore di movimento per Montorio. Intanto sempre Valerio Serafino all'ingaggio che lotta con denti e unghie per portare a casa quel disco e ci riesce. Intanto il compagno Ranzi, passaggio per Serafino. Intanto Spiller prova a guerreggiare intanto con Serafino Valerio, è costretto a liberare, a passare al compagno numero 45 Pavan. Riprende il disco Capitan De Meo che ha un'occasione, punta un uomo, ne punta due, prova il tiro e segna. Sì, Filippo, una conclusione un po' fortunata in realtà, nel senso che il disco è stato deviato, è rimbalzato per terra. Molto rimbalzato, il disco era anche sporco, il portiere non poteva farci niente, era proprio anche preciso su secondo palo ed è entrato. Vabbè, comunque mancano 8 minuti alla fine, siamo 1-0, per me il Montorio potrebbe fare qualcosa in più. E quindi Civitavecchia si porta definitivamente in vantaggio a 8 minuti e 39 dalla fine dell'incontro. Quindi vediamo quale sarà la risposta di Montorio nei prossimi minuti per cercare di ritornare in parità. Ci prova intanto Fasoli che prende velocità e cerca il dribbling nel centro e riprende il disco Valerio Serafino. Intanto Montorio recupera, cerca di liberare disco per Capitan De Meo che cerca di sfruttare tutto lo spazio del campo e si libera del primo marcatore, ne dribbla un altro, prova il dribbling sul terzo ma decide di andare al tiro che viene sporcato dal difensore. Intanto prova il tiro Zou Elin, sempre Fasoli, controllo del disco, viene attaccato da Serafino. Numero 11 intanto di Montorio prova la discesa personale, viene bloccato anche qui da Capitan De Meo che però non riesce a mantenere il possesso del disco, passaggio in mezzo che però non arriva a destinazione. Intanto gestisce Zou De Meo, sempre De Meo che prova la discesa personale in mezzo, 1-2, prova a scattare Fasoli che però non riesce nel suo tentativo e quindi è costretto ad allargarsi verso la balaustra. Intanto disco sempre in possesso di Civitavecchia con Zou che gestisce e viene attaccato da numero 25 di Montorio. Disco ripreso quindi da Montorio, prova intanto la salita, intanto Valerio Serafino che blocca la discesa del numero 33 di Montorio e riceve gli applausi da parte del pubblico. Spiller da solo intanto controlla malamente il disco, è costretto a andare verso la balaustra, chiama il disco ora libero al centro, Spiller senza riceverlo, tiro quindi parato da
Carusi Alice, si andrà quindi all'ingaggio e invece adesso abbiamo un time out chiamato da Civitavecchia. Comunque il Montorio sta affrontando questo penalty del proprio capitano molto bene, anche perché senza un capitano, il capitano ti dà quel coraggio, quella spinta che ti fa andare avanti. Leo, che cosa ne pensi di questa partita e che squadra tifi e insomma che, diciamo che commento dai? Allora, secondo me la partita è molto combattuta, ci sono botta e risposta, come ho detto prima, hanno fatto molti tiri in più il Civitavecchia e quindi sono in vantaggio, più tirando più si segna e basta. Grazie Leo. E intanto il Civitavecchia sta cercando di andare al tiro, ma viene fermato dal Montorio che si porta nella porta e para però il portiere del Civitavecchia. Intanto sempre Serafino riceve il disco, prova a liberarsi del difensore, però riesce ad uscire col disco Spiller che serve per Pavan, che però viene bloccato. Sempre Serafino, questa volta Dario invece cerca di portare sul disco, magari vediamo intanto Fasoli prova e salta, difensore di Civitavecchia, ma non riesce a saltare Capitan De Meo che ha l'occasione di ripartire in contropiede. Dribbling, prova a Michigan da dietro la porta, il numero, intanto sempre De Meo gestisce il disco. Va al cambio intanto Valerio Serafino, chiamato dalla panchina. Prova la mossa Pavan, ma viene saggiamente disarmato da Capitan De Meo che ora gestisce da solo il disco. Dovrà probabilmente scoprirsi un pochettino Montorio se vuole provare a cercare di mettere in difficoltà e andare a provare la conclusione. Intanto Pavan che non riesce ad agganciare, sempre De Meo che fa ottima guardia come ultimo difensore. Intanto dopo la discesa di De Meo Montorio riesce a recuperare il disco, a provare il tiro dalla distanza che però viene bloccato. Di nuovo Pavan, Fasoli, occasionissima per lui, bastava probabilmente spingerlo davanti alla porta. E intanto sempre lì rimbalzo, un po' di mischia. E intanto Carusi dice no e blocca tutto. Quindi ingaggio, Fasoli prova il tiro, non agganciato. Intanto un'altra possibile occasione per Pavan, De Meo.
Intanto Fasoli ci riprova, disco in mezzo alla confusione che però viene bloccato dal capitano De Meo, che fa un block shot in piena regola. Sempre Fasoli che rende il disco al capitano De Meo, che prova intanto questa volta forse un po' di ostruzione ci poteva essere. Vedo il pubblico del Montorio protestare per i falli subiti, ma gli arbitri Quindi si prosegue con il saluto tra le due squadre, poi si andrà a consegnare il premio per gli MVP delle due squadre. Intanto niente, Fasoli prova a dire qualcosa agli arbitri, ma Fasoli è arrabbiato per non aver fatto il gol. e intanto Spada Leonardo viene eletto MVP di questa partita. Numero 37. Ovviamente la tristezza è tanta. E il Capitan De Meo viene eletto il secondo MVP del match per Civitavecchia. Io direi di fare un'intervista agli MVP, se tu sei d'accordo. Riproverei l'intervista con Fasoli che ci ha tirato buca ieri, però fermola. Allora, intanto io direi che proviamo a chiamare Capitan De Meo per Civitavecchia.
E vediamo se Montorio... Beh, vai... E quindi, come di consueto, ci ha raggiunto uno dei protagonisti della partita appena terminata tra Civitavecchia e Montorio. Ci ha raggiunto quindi per il Montorio Francesco Fasoli. Francesco, cosa non è andato in questa partita? Allora, secondo me è stata una partita molto molto combattuta da parte da tutti e due i lati delle squadre, però c'è un però. C'è stato l'1-0 perché noi abbiamo fatto degli errori, dei falli che non bisognava fare, e questi falli sono stati molto brutali sulla svolta della partita. Però dopo, a un certo punto della partita, c'è stato un gol da parte del Civitavecchia che è stato, devo dire, un bel gol, però noi eravamo in penalità perché abbiamo preso una penalità di 10 minuti, una penalità partita. Dopo, in 3 contro 4, anche noi Blue Dogs Montorio siamo riusciti a fare un gol, però gli arbitri hanno detto che ce l'hanno annullato perché si dice che un membro della squadra dei Blue Dogs era in aria con la stecca alta, e quindi il gol è stato annullato e dopo la partita è stata vinta dal Civitavecchia 1-0. Ok, intanto grazie Francesco. Beh, avrai modo di vedere nel video se il disco è stato toccato oppure no dal tuo compagno. Comunque intanto ti faccio comunque i complimenti nel torneo, ti ho visto, sei migliorato tanto anche in singola partita secondo me personalmente, quindi ti faccio i miei complimenti e buon lavoro intanto per l'anno prossimo. Grazie a tutti, buona giornata. Ciao Francesco! E quindi ci ha raggiunto il secondo protagonista di questa partita, Capitan Simone De Meo per il Civitavecchia. Simone, siete contenti? Avete appena vinto una medaglia di bronzo, cosa effettivamente doveva andare bene ed è andato bene in questa partita? Vuoi darci una tua impressione, un tuo commento? Allora, questa partita secondo me è andata molto bene, anche se durante il primo tempo abbiamo avuto un blocco che non riuscivamo a segnare e ci siamo messi paura di perdere e quindi ci siamo bloccati per un momento. Poi nel secondo tempo ci siamo svegliati e abbiamo reso. Ottimo, allora ti ringrazio intanto e
ti faccio i complimenti per questa medaglia che vi siete portati a casa per questa stagione e ti auguro un in bocca al lupo intanto per la prossima e un buon lavoro per quest'estate. Grazie. Ciao Simone, grazie intanto. E quindi sono terminate le interviste dei protagonisti appunto del terzo e quarto posto tra Montorio e Civitavecchia per la categoria Under 12. Riprenderà poi con la prossima partita la giornata, quindi l'ultima giornata di finali nazionali, con il terzo e quarto posto per la categoria Under 16 tra una ventina di minuti, con Forlì che giocherà la partita contro il Milano Quanta. Noi ci prendiamo una pausa per questi minuti intanto e vi aspettiamo per le prossime partite.